iscritto a parlare l'onorevole Piras, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, diversamente da altri colleghi, io non credo che ci troviamo di fronte a un decreto del non fare, nel senso che non credo che sia neutro rispetto agli effetti sociali e di sistema che esso produce. Di fronte a un coacervo di svariati provvedimenti normativi sarebbe sufficiente, infatti, comportarsi come con un mosaico, rimettere insieme le tessere per comprendere quanto accade, a mio avviso, di grave al Paese. E ciò che accade al Paese è che nelle pieghe di questo provvedimento si introduce un'innovazione che rappresenta qualcosa di molto più grave di una semplice procedura d'agevolazione del commercio estero. Il nostro Ministro della Difesa si trasforma letteralmente in un piazzista, in un intermediario del commercio d'armi per conto dell'industria nazionale. Si tratta, a nostro avviso, di un vero e proprio mutamento culturale, oltre che dell'orientamento strategico dello sviluppo economico del Paese. Con il decreto del fare l'implementazione dell'industria degli armamenti diviene l'unica vera politica industriale del Paese. Un Paese che, lo ricordo, non ha più una politica industriale da almeno 30 anni, come ogni giorno ci ricordano le decine di migliaia di cassaintegrati, disoccupati ed espulsi dal processo produttivo. Capita quindi che il nostro Ministro della Difesa improvvisamente veste i panni di Alberto Sordi, facilitatore premuroso del commercio di strumenti di morte, intraprendente venditore del nuovo e dell'usato, rassicurante e garante degli affari privati dell'industria nazionale delle armi. Insomma, per il nostro governo, finché c'è guerra c'è speranza. Insomma, il nostro Paese entra in affari, sdoganando ciò che ciascuno sa già e che sia padre Alex Zanotelli che il generale Fabio Mini hanno più volte denunciato, ovvero che è prassi consolidata, in barba alla legge 185 e dal codice militare, l'attività di promoter svolta dai nostri generali in missione all'estero e che esiste un intreccio quantomeno palese fra politica e industria d'armi, che il divieto di consulenza durante i 5 anni di servizio ausiliario ora non avrà più bisogno di essere eluso ed aggirato. Ci penserà direttamente il Governo a prestare supporto tecnico ed organizzativo ed a fornire le adeguate garanzie ai clienti di questo agghiacciante supermercato, a pubblicizzarne i prodotti, i saldi e le offerte speciali. Onorevoli colleghi, l'articolo 48 del disegno di legge che stiamo discutendo è una mostruosità. Perciò non è possibile in alcuna maniera accedere a una logica emendativa per mitigarne la portata, per insabbiarne gli obiettivi, per oscurare la prospettiva che indica per il futuro dell'economia nazionale. E ci tengo a dirlo agli amici del Partito Democratico, che non è sufficiente espungere il riferimento alla parte contrattuale se rimane il supporto tecnico ed amministrativo, se nulla questio sulla trasparenza, se non si fa piena luce sul pregresso, ivi compreso il giro di tangenti che le indagini della magistratura italiana hanno già portato alla luce da qualche anno. E vorrei rivolgermi anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, riflettendo sulla loro incomprensibile astensione sul tema in Commissione Difesa ed augurandomi che nel frattempo abbiano cambiato idea, per dire loro che non avremmo mai pensato potessero sottovalutare una simile stortura, che si colloca in piena continuità logica, culturale e politica con la partita degli F-35, con la riforma dello strumento militare, con l'idea di un nuovo e più aggressivo modello di difesa che produce una rottura culturale e concettuale palese con l'ispirazione pacifista dell'Italia repubblicana, consegnandoci un Paese che fa dello sviluppo dell'industria bellica la punta di diamante del suo New Deal. Ciò che si deve fare, secondo noi, è sopprimere l'articolo 48, oppure stralciarlo, in maniera tale che il Parlamento possa dedicare una seduta specifica a questa norma, alle implicazioni che produce, al nuovo modello di difesa, una discussione che non può essere relegata all'intrusione di una norma. Ciò che si dovrebbe fare è promuovere l'immediata costituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare sui rapporti fra l'industria nazionale d'armamenti, la politica e le nostre gerarchie militari. Ciò che andrebbe fatto è aprire una grande discussione sull'economia del Paese, sul modello di sviluppo, sulla prospettiva di un'economia al collasso, sulla tragedia che si è abbattuta su un'intera generazione di precari e diseredati, sul patrimonio culturale e archeologico che deperisce, sullo stato di abbandono della scuola pubblica e del sistema sanitario nazionale, sul precipitare della condizione sociale nel Mezzogiorno d'Italia, sulle speranze tradite e sulle potenzialità inespresse e disperse, sul rapporto con il Mediterraneo che non può più essere quello della paura, della diffidenza, delle frontiere reciprocamente armate ed in perenne latente conflitto.
Ecco, Presidente, siamo al punto e alle conclusioni. Noi non vogliamo un'economia di guerra, ma un'economia di pace con l'ambiente, con gli uomini e con le donne, con i popoli, centrata sullo scambio delle culture e sui diritti di tutti. Voi invece avete deciso che la strategia per la crescita e il potenziamento della nostra industria d'armi e che ad essa debba corrispondere un'ulteriore contrazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. E questa è certamente un'idea di crescita, di sviluppo e di futuro che noi non condividiamo.